A partire da mercoledì 17 febbraio riapriranno in Veneto gli impianti sciistici e di risalita. Lo ha stabilito il presidente della giunta regionale Luca Zaia, firmando ieri l'ordinanza che li regolamenta. Il numero massimo dei posti disponibili è fissato al 30% della totale portata oraria nelle stazioni sciistiche non inserite in un comprensorio, del 50% in quelle che vantano due impianti. Nel provvedimento viene suggerito l'uso dello ski pass in prevendita al fine di decongestionare le file. Il posto sarà garantito agli abbonati settimanali e stagionali. Sarà obbligatorio rispettare la distanza di almeno 2 metri tra le persone. Potranno accedere agli impianti solo coloro che abitano nelle zone gialle, ferme restando le restrizioni e mancato spostamento fuori regione. Ieri sera, attorno alle ore 22, un giovane automobilista a bordo di una Renault Twingo ha perso il controllo della propria vettura e ha impattato contro due veicoli parcheggiati in via San Marco a Sottomarina, provocando danni alle loro carrozzerie. In loco sono intervenuti i carabinieri e il soccorso stradale. Le analisi dell'etilometro hanno confermato che il giovane era in stato di ebbrezza. Le autorità comunque non hanno provveduto al sequestro del mezzo. Pizza Leo. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in Viale Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle ore 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Pizza da Leo ti aspetta! Avrà luogo oggi pomeriggio, dalle ore 15:30, l'edizione 2021 della Marcia della Pace, organizzata dall'ACR, dall'Oratorio Salesiano Don Bosco, dalla GESCI e da altre realtà cattoliche di base che operano nella diocesi di Chioggia. Data la situazione di emergenza sanitaria, l'evento consisterà in una diretta dal canale YouTube diocesano, con l'equipe e ospiti speciali. Non ci sarà quindi il tradizionale corteo giovanile che ogni anno attraversa la città da Borgo San Giovanni a Sottomarina, né la conclusione dell'iniziativa nella cattedrale. Il Comune di Chioggia intende individuare uno o più soggetti partner disponibili a progettare assieme istanze di intervento per aderire al progetto Educare in Comune, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa è votata al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni. Sono ammessi a presentare la propria candidatura in qualità di partner anche per la successiva realizzazione dei progetti tutti gli enti pubblici, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole paritarie di ogni ordine e grado, gli enti del terzo settore, le società cooperative e imprese sociali, gli enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica. Tali soggetti possono presentare un solo progetto secondo i moduli approvati dall'ente.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 di mercoledì 17 febbraio all'indirizzo di posta elettronica certificata chioggia@chioggia.org, indicando nell'oggetto risposta all'avviso Educare in Comune. Maggiori informazioni sono reperibili al sito istituzionale dell'ente. Una convincente Union Clodiense ha piegato ieri, nell'anticipo di campionato, i friulani del Charlins Muzzane per 2-0 in uno stadio ballarin pervaso dal forte vento di Bora. Eppure i Granata hanno messo al sicuro il risultato con le folate contrarie del primo tempo. Al 17esimo, cross basso del solito Martino per il primo gol stagionale di Brian Joé. Poi al 23esimo il centravanti lucchese, migliore in campo, viene sgambettato da Tobanelli dopo che aveva già tirato alto verso la porta di Surdis. L'arbitro Fichera fischia il rigore che Melandri non sbaglia. Secondo tempo con Trento al posto dell'acciaccato Madiotto e squadra di casa in controllo abbastanza sciolto tra colpi di classe e grandi interventi difensivi a concedere solo 2 occasioni agli ospiti, oltre all'incrocio dei pali colpito da Duse verso la fine. Interessante l'esperimento di Valentini trequartista nella ripresa, ma tutta la squadra ha disputato un match qualitativo e concentrato, anche atleticamente performante fino al fischio finale. Da segnalare l'inesauribile Porcino, anche leader in campo, la continuità del giovane Stalla, la puntuale regia di Herman, la tecnica di Melandri, la forza di Cuomo. Alla meritata vittoria lagunare farà seguito mercoledì il recupero in casa della Luparense di Pietro Baccolo, anche ieri è andato a praticamente nella liberazione quasi, quella di Brian Joé, tutti da lui a risultare, tanto per cambiare la progressione di Pietro Martino, questo traversone che sembrava lento, poi forse non letto bene la difesa, molto bravo Brian Joé, al tiro da parte di Brian, il portiere Surdis.